Le bocce si avvicinano sempre di più ai giovani. A livello locale c'è un nuovo slancio che coinvolge gli appassionati di questo sport. La storica bocciofila cavese di Lavagna sta allenando ad esempio una decina di ragazzini. Tra agosto e settembre poi, sul campo di Cavi, la società ha organizzato un torneo con squadre formate da professionisti e bambini. È una prima esperienza molto innovativa, quella di far giocare questi ragazzi under 15 insieme a dei giocatori professionisti, dei giocatori di Serie A che hanno una valenza a livello nazionale. Contiamo di avere prossimamente qualche bravo bambino, che tra l'altro ce ne sono alcuni che giocano veramente bene e promettono. 16 le squadre coinvolte, ciascuna composta da 3 atleti, un campione di Serie A, un professionista locale e appunto un ragazzino. A vincere il torneo la formazione è composta da Andrea Icardi, Antonello Solari e Paolo Ballabene. Al secondo posto la squadra formata da Matteo Ceffeo, Giacomo Musico e Marcello Gnecco. La Cavese mi ha chiesto di dare un supporto per tutti questi ragazzini che sono un po' di svariata età. Noi allenatori dobbiamo continuare a dare questo entusiasmo ed incentivarli per un domani insieme anche a questi campioni. Chissà, incrociamo le dita, che chissà che non venga fuori un qualcosa di buono, perché sono stati tanti anni dove la Liguria stravinceva e ha avuto dei grandissimi campioni. Ultimamente si è un po' seduta sugli allori e quindi la parte giovanile l'ha un po' tralasciata. Ci dobbiamo adesso un po' rimboccare le maniche, ma ripeto, con entusiasmo. La bocciofila cavese è nata nel 1973, ma questo sport si praticava da tempo su campi esistenti già alla fine degli anni 50. A distanza di decenni le bocce restano uno sport giovane. Fra quindi 4 anni faremo il 50° e faremo sicuramente una bella festa.